Sara, Miss Veneto 2014, allora dici cos'è per te il Veneto? Penso al Veneto come una delle regioni più belle d'Italia. Avendo fatto un istituto turistico posso dire che ha delle bellissime potenzialità turistiche, le città da un punto di vista artistico, il mare, la montagna, le località termali e quindi penso veramente che vorrei che diventasse molto più importante da un punto di vista turistico. A chi non conosce il Veneto, come lo descriveresti oggi? Una cartolina dal Veneto da parte tua. Lo descrivo come una regione ricca di cultura, con belle spiagge, belle località balneari, con belle montagne, paesaggi mozzafiato. Hai vinto un concorso di bellezza, quanto conta allora la bellezza per una ragazza oggi? La bellezza conta senza dubbio e infatti può dare anche soddisfazioni, certo come sto vivendo io adesso, però non penso sia la chiave della felicità o comunque quello che conta nella vita, perché prima o poi chiaramente svanisce, quindi penso che più che altro quello che conti siano i valori e le emozioni che si provano, certo, la cultura. Hai 18 anni, sei giovanissima, cosa vorresti fare nei prossimi 18 anni? Nei prossimi 18 anni spero di potermi realizzare nel lavoro, studiare, certo, continuare a studiare, poter trovare un bel lavoro, potermi sposare e avere una bella famiglia come quella che ho io, potermene costruire una, insomma. Questo. Niente cinema, niente spettacolo? Ci sto pensando adesso perché in realtà sta succedendo tutto in fretta. Cos'è per te la felicità? La felicità secondo me sta nelle piccole cose, sarà una frase fatta, però penso che sia così. La felicità secondo me è tornare a casa, stare tutti insieme a tavola, oppure uscire a mangiare una pizza con il mio ragazzo, vedere un bel paesaggio. Miss Italia, la finale è a Jesolo, giochi in casa, cioè nel tuo Veneto, da 1 a 1000 quante probabilità pensi di avere di vincere? Beh, se devo essere sincera, penso di avere le stesse probabilità delle altre concorrenti, che sicuramente per avere una fascia regionale come me meriteranno senza dubbio, insomma, quello che stanno vivendo. Mi sto preparando psicologicamente, specialmente, perché è una cosa nuovissima per me, non avevo mai fatto niente prima d'ora e quindi sì, psicologicamente piano piano ci sto lavorando, ecco.